Noi l'indicazione che diamo sempre e comunque attraverso le mail, attraverso anche altre modalità, arrivano sempre dei link. Mai cliccare su quei link, anche se talvolta sembrano provenire magari da una persona che noi conosciamo, che abbiamo in rubrica, addirittura dal figlio, dalla banca. Mai assolutamente cliccare, perché nessun istituto bancario, nessuno mai chiederà un'informazione attraverso quei link. Se si ha un dubbio si contatta la propria banca oppure si chiama la persona che sembra aver chiamato quel messaggio, e soprattutto mai dare codici che sono arrivati. Assolutamente non bisogna fidarsi. Io dico sempre, prima di cliccare una qualsiasi cosa bisogna accendere il cervello, perché poi la differenza la facciamo noi col nostro ragionamento. L'intelligenza artificiale vi spaventa in questo modo? Non è che ci spaventa, però è una gran bella sfida sicuramente. L'intelligenza artificiale è il futuro per tutti, ma è il futuro anche per il crimine. Non possiamo nascondercela questa cosa. È già presente, ma se voi pensate che con l'intelligenza artificiale basta aver sentito poche parole, che so, nella mia conferenza stampa adesso, e possono sintetizzare la mia voce, è chiaro, e dopo la utilizzano. Quindi per questo io dico, non bisogna fidarsi assolutamente di nulla. Certo, è la nostra sfida del presente, ma soprattutto del futuro.